Sono immensamente felice perché dopo settimane e settimane di lavoro, anzi mesi, siamo riusciti a ottenere il risultato che volevamo mantenere insieme alla Presidente, alla Daniela Colombo. Siamo riusciti a riunire squadre che vengono dal Triveneto, 750 bambini, siamo riusciti ad accoglierli nella struttura a nostra disposizione. Abbiamo dedicato ancora questo torneo, è un memorial. È un memorial che ci fa ricordare due nostri ragazzi, due ragazzi che giocavano con noi, Riccardo Rinaldi e Leo Franz, che sono mancati alcuni anni fa. E vogliamo mantenere vivo questo ricordo e fare qualche cosa dai bambini per i bambini. Anche quest'anno dunque devolveremo una parte dell'incasso delle quote, pensiamo di devolverlo alla Adriana Onlus, che è un'associazione che fa dei progetti per i bambini in giro per il mondo, direttamente le persone che sono delle persone qua di Udine, della zona, si recano in Ghana, hanno fatto qualche cosa, in Romania, questa volta lo faranno in Bangladesh, e costruiscono delle cose per i bambini, aiutano degli orfanotrofi, questa volta costruiranno una scuola di musica per i bambini di strada e quindi ci sentiamo orgogliose attraverso le attività dei nostri bambini, l'attività sportiva, di aiutare altri bambini. Allora, io posso solo immaginare la sensazione di stanchezza e di spossatezza che hanno la Presidente e la Vicepresidente che è qua vicino a me, perché comunque è un impegno fisico e mentale non indifferente. Alla fine la giornata è stata bella, il tempo ha tenuto, le persone sono tutte soddisfatte, l'organizzazione era perfetta, sono stati rispettati i tempi, è un modo per acquisire professionalità al mondo del rugby. Riuscire a fare più manifestazioni del genere in regioni, ovviamente guardo l'insieme della nostra regione, aumenterebbe anche la qualità del nostro movimento. La Leonorso è una società che da molti anni si focalizza sul settore juniores, sul settore dei ragazzi, e queste iniziative le fanno solo onore. Un piccolo rammarico che avrei voluto avere un po' più di società regionali che partecipavano, ma tutto sommato c'è stata la rappresentativa del Trieste, c'era la Leonorso, sono venute altre, non mancheranno occasioni anche in futuro. Ecco. Adesso la struttura della Leonorso è una struttura importante per la città e per il movimento regionale, tant'è che la federazione ci ha stabilito il centro di formazione under 16. Per cui poi bisogna dire che la differenza la fa la società, che la tiene in maniera esemplare e ineccepibile, perché strutture belle in giro per la regione ce ne sono, tenute così magari non proprio, ecco. Poi colgo l'occasione per ricordarvi invece anche l'evento che faremo domenica prossima in occasione del CONI Day allo stadio di rugby di Via del Maglio. Ci sarà, in occasione della partita CUS Torino contro Rugby Union, che oggi è vittoriosa, quindi siamo contenti. Ci sarà l'ingresso a €1 per tutti gli spettatori che vengono a vedere la partita, ecco. E in occasione anche domenica prossima, sempre qua sui campi della Leonorso, c'è invece una tappa della Coppa Italia femminile regionale, quindi una giornata piena di rugby. Uno può iniziare la mattina sui campi della Leonorso, dove invece l'ingresso è addirittura gratuito, certo. e può seguire tutta la giornata in Via del Maglio, dove invece si paga €1, ma lo spettacolo è garantito tutta la giornata. Poi abbiamo le nostre attività juniors, insomma, per chi vuole giocare a rugby in regione adesso ci sono molte opportunità, e fortunatamente in quasi tutta la regione. Beh, in questa splendida giornata, in una cornice veramente incredibile che ai piedi quasi dei monti innevati intorno a noi, vedere tutti questi ragazzi dall'età dei 12 anni in giù è sinceramente un colpo d'occhio assolutamente straordinario, che dà lustro a tutta l'attività della Leonorso, e quindi in primo luogo alla Presidente, che ringrazio, e ringraziando lei ringrazio tutto il volontariato che c'è dietro al mondo del rugby, un mondo assolutamente educativo, straordinario, che tiene insieme i nostri ragazzi con un'etica importante. Quindi un importante momento che ha avuto anche una declinazione un po' così di tristezza, ma nello stesso tempo, per guardare al futuro, il quinto Memorial Ricky e Leo, ricordando due ragazzi che si allenavano qui e che oggi non ci sono più, ma proprio ricordando loro, questi ragazzi che invece si sono ritrovati assumono ancora di più il simbolo di un futuro e del nostro futuro leale e solidale come il rugby è.
È una scoperta recente che però è assolutamente, come dire, mi sta coinvolgendo molto proprio perché è una realtà che forse comunemente non è così veicolata come altre e credo che sia il compito invece di noi istituzioni mettere sullo stesso piano tutte le attività sportive perché tutte hanno una marcia in più proprio per aiutare i nostri ragazzi a guardare con più ottimismo il futuro.